Siete giovani dai 18 ai 35 anni, residenti in Veneto da almeno 5 e con una formidabile idea per diventare imprenditori, la Regione vi aiuta con 1 milione di euro. Così come se avete in mente un lungometraggio o se volete impegnarvi in quell'area così radicata nel Veneto che è il volontariato e il no profit. Sono 3 bandi regionali che scadono a metà dicembre e le cui informazioni si possono scaricare direttamente dal sito della Regione alla voce Bandi e finanziamenti. 3 esempi di politica sociale innovativa che il Veneto ha raccontato al Comitato delle Regioni di Bruxelles nell'ambito della conferenza sui territori come laboratori dell'Europa sociale del programma Elisan, di cui il Veneto detiene la presidenza nella figura dell'assessore Remo Sernagiotto. Abbiamo visto in tutta Europa i giovani in difficoltà e in sofferenza in questo momento, e quindi è importante che i governi locali discutano della situazione giovanile. Un altro tema discusso in Elisan è l'invecchiamento, la longevità. Questo impatta fortemente sui costi della sanità pubblica e la sostenibilità dei sistemi di sicurezza sociale, ma anche dei conti pubblici degli Stati. Elisan rappresenta più di 1300 città europee con 11 Paesi membri e 30 milioni di cittadini. Propone annualmente delle posizioni sugli orientamenti delle politiche europee, organizza eventi destinati a valorizzare l'azione sociale locale in Europa e predispone strumenti di informazione sull'Europa sociale. L'iniziativa importante che abbiamo presentato qui oggi è il premio sulla precarietà energetica. È legata a quelle famiglie che magari non riescono a pagare le bollette e quindi questo premio vuole dare la possibilità a quelle cooperative, a quei comuni, a quelle associazioni che aiutano i nostri cittadini a risparmiare. Stiamo cercando di investire sulla valorizzazione del capitale umano che si esprime nelle relazioni umane e quelle relazioni umane sono capaci di costruire enti e quegli enti sono capaci di costruire istituzioni, quindi relazioni umane e relazioni tra le istituzioni. Lo scopo della rete Elisan è quello di promuovere l'Europa sociale, ma nel contesto della crisi economica che fa da sfondo a tutti gli interventi di Bruxelles è tutt'altro che facile. Ci sono stati che hanno lo stesso livello di spesa pubblica nelle politiche sociali, ma con risultati completamente diversi e più soddisfacenti. I paesi in cui non si riscontrano i risultati auspicati dovrebbero prendere come esempio gli stati che, a pari spesa, riescono a centrare l'obiettivo. L'appello conclusivo di Elisan all'Europa è quello di impegnare intelligenza e portafoglio non più per rispondere semplicemente all'emergenza dei bisogni sociali, ma per sostenere iniziative moltiplicatrici di risorse, il tutto in rete con enti pubblici e organizzazioni non governative. E chi ha idee rivoluzionarie si faccia avanti.